Oltre all'aumento generale, della soglia di ISEE, c'è la necessità comunque di rivedere i canoni d'affitto che veramente in alcuni casi subiscono un aumento notevole e per le famiglie o per gli anziani ancora di più sarebbe veramente insostenibile. Lo scopo, condiviso da tutti, era quello di colpire i cosiddetti furbetti che occupano abitazioni di edilizia popolare senza averne i titoli e la necessità. Ma la riforma regionale sui canoni di locazione di case atero-comunali, abbassamento del limite massimo ISEE da un lato e aumento degli affitti dall'altro, rischia di andare oltre e creare una situazione a volte addirittura drammatica nel già fragile tessuto residenziale veneziano. Abbiamo avuto molte testimonianze che ci hanno segnalato come gli aumenti arrivano addirittura fino al 300% del canone attuale o comunque possono superare il 40% degli stipendi o delle pensioni che si percepiscono. Questa legge era stata creata come intenzione da parte della Regione di colpire i cosiddetti furbetti, ma di fatto in realtà colpisce proprio coloro che già pagano le tasse, quindi dipendenti e a basso reddito poi e pensionati. Il Partito Democratico ha depositato in Consiglio Comunale un'interrogazione urgente rivolta all'amministrazione Brugnaro affinché si attivi immediatamente per porre rimedio alla grave situazione che si sta creando in tutto il territorio comunale, sia nella terraferma che nella città d'acqua, e che potrebbe rappresentare un'altra mazzata per i residenti, creando una vera e propria emergenza abitativa. In particolare a Venezia ci sarà un problema di spopolamento, perché è evidente che con il reddito massimo ISEE nessun cittadino potrebbe permettersi un appartamento privato in affitto nella città antica. Quindi anche questo va valutato, anche la specialità in questo senso di Venezia. I nostri consiglieri regionali l'avevano già sollevato in questi ultimi anni mentre si discuteva dell'approvazione di queste nuove norme, ma ad ora non c'è stata data risposta.